Un saluto ai lettori di Pantheon Verona Network. Mi trovo di fronte a una delle sedi delle associazioni di protezione civile del territorio del comune di Santa Giustina, che è uno di quelli che è stato meno colpito dal maltempo dei giorni scorsi, che ha flagellato anche il territorio del Bellunese. Si parla ancora di 16.000 persone che non sono collegate alla rete elettrica, di oltre 300 milioni di danni stimati, ma la stima sarà sicuramente a crescere perché non sono ancora state raggiunte tutte le zone, ci sono ancora dei paesi che sono scoperti, ci sono ancora dei collegamenti viari che non sono stati ripristinati, manca la linea telefonica in molte zone della parte alta della provincia, ci sono problemi anche all'approvvigionamento idrico, problemi all'approvvigionamento della benzina e del gasolio per rifornire i generatori che vengono utilizzati laddove non c'è la corrente elettrica, le linee del telefono non prendono, ci sono difficoltà nel far arrivare il cibo nelle famiglie che sono ancora isolate nelle parti alte della provincia, del Cadore, dell'Agordino, dell'Ampezzano, dello Zoldano e del Comelico, e è veramente una situazione difficile che sta mettendo a dura prova la tenuta e la pazienza, mi viene anche da dire, dei bellunesi, che sono sempre stati in realtà abituati a rimborcarsi le maniche e a far da sé, a capobasso, con grande umiltà. Però in questo caso la centralità e la responsabilità dovrebbe essere assunta dai livelli più alti. La Regione del Veneto ha fatto molto, gli amministratori locali hanno fatto tantissimo, si sono rimboccati le maniche, si sono messi per strada a tagliare tronchi di alberi, ne sono caduti a migliaia in tutto il territorio, a cercare di ripulire i corsi d'acqua, cercare di liberare le briglie, di togliere le foglie, hanno fatto veramente di tutto. Adesso però l'intervento deve stare alla politica. La Regione del Veneto si è mobilitata, è stato aperto un conto corrente per aiutare le famiglie in difficoltà, bisogna però intervenire a livelli più alti, bisogna sospendere il pagamento delle tasse, bisogna sospendere il pagamento dei mutui e bisogna fare anche importanti investimenti perché qualora si ripresentassero situazioni meteorologiche simili, la provincia di Belluno non debba più rialzarsi dalle ginocchia su cui è caduta.